Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver installato degli skimmer in alcune biglietterie automatiche della stazione Santa Lucia di Venezia. Si tratta di dispositivi in grado di clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento. Le indagini erano scattate dopo la segnalazione di alcune anomalie nelle biglietterie automatiche di Trenitalia installate nell'atrio della stazione, 5 delle quali presentavano piccoli fori sul lettore contactless. Al loro interno, personale specializzato della Polizia Postale ha trovato dispositivi di clonazione dati delle carte di credito, immediatamente sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. L'analisi dei filmati, degli impianti di videosorveglianza e altri elementi tecnici, raccolti anche grazie a informazioni di natura info-investigativa provenienti dal Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, hanno infine portato alla denuncia di due rumeni rintracciati in una struttura ricettiva cittadina il giorno prima che lasciassero l'Italia. Nella loro stanza i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso materiale idoneo alla manomissione di sportelli di pagamento elettronico, oltre a cavi per collegamenti elettrici e traffico dati. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Finora l'area della stazione di Venezia era balzata agli onori della cronaca per il proliferare dei borseggiatori, la vendita di biglietti falsi del Vaporetto o al massimo la presenza di portabagagli abusivi. La clonazione delle carte di credito con macchinari inseriti nelle biglietterie automatiche rappresenta senz'altro un grosso passo avanti tecnologico nell'attività criminale dell'area. Se già la scoperta di una rete organizzata in ampie associazioni piramidali specializzate nel borseggio elevava il fenomeno pickpocket da microcriminalità a criminalità organizzata, con bande strutturate e ramificazioni internazionali, colpire attraverso le biglietterie automatiche amplia potenzialmente e di parecchio il numero delle vittime. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la stazione di Venezia è frequentata mediamente da 82.000 persone al giorno, per un totale di circa 30 milioni di presenze l'anno.